Ora in onda la chiusura delle borse, realizzato in collaborazione con il Sussidiario. Radio Libertà, in collaborazione con il Sussidiario TV, presenta la chiusura delle borse di oggi. Buonasera e benvenuti. Analizziamo ora la chiusura delle borse europee, più anche nello specifico l'andamento dei mercati globali, una giornata in cui gli investitori hanno gli occhi puntati sugli sviluppi del conflitto in Medio Oriente, il petrolio in calo, rallenta la corsa il gas, ma prima di vedere la chiusura dei principali listini azionari di Eurolandia diamo subito uno sguardo oltreoceano, vediamo quello che sta accadendo in America con lo Standard & Poor's che sale dello 0,74 a 6.867, Dow Jones più 0,58, 48.780, Nasdaq invece 25.046, 1,33, RUT 2.633 più 0,97, l'indice invece di volatilità VIX scende del 10,87% a 21, sguardo anche al comparto Forex, in particolare l'indice del dollaro index che scende dello 0,22 a 98,86, rapporto invece euro-dollaro più 0,15, 1,16,30. Vediamo quello che sta invece accadendo alla sterlina contro il dollaro che si muove sostanzialmente stabile con un più 0,04 a 1,33,59. E ora sguardo al comparto delle commodities, i due grandi osservati in queste giornate sono il petrolio e il gas sul versante energetico, ma comunque anche l'oro che infatti si prefigge e si conferma un bene di rifugio per eccellenza, un porto sicuro a fronte delle tensioni internazionali con un più 1,18 a 5.148 dollari per oncia. Il petrolio invece scende appena dell'1,19 ma comunque rimane a 73,93 dollari per barile. E ora sguardo al fronte obbligazionario, vediamo l'andamento dei titoli di Stato decennali, partiamo da quello americano che annota un 4,06 mentre quello tedesco 2,78, quello equivalente italiano annota un 3,43 con un risultato finale che porta lo spread BTP Bund a 68,17 in calo dell'8,39%. Sguardo anche al comparto delle criptovalute, il Bitcoin sale del 6,98% a 73.092, salita anche per l'altra valuta digitale ovvero l'Ethereum con un più 8,26 a 2.147 dollari. E vediamo subito insieme la chiusura delle borse europee partendo dal nostro indice italiano, il FTSE MIB Piazza Affari che chiude la sua giornata 4 marzo 2026 con un più 1,96% a 45.338, CAC 40 chiude in salita dello 0,85, 8.172, chiusura positiva anche per il mercato spagnolo con un più 2,55 e 17.491 è la quota punti, DAX 40 chiude con un più 1,79 e 24.216, l'indice invece londinese chiude a 10.551 con un più 0,65, chiusura colorata di verde anche per lo Stoxx 50 che si apprezza dell'1,74% a 5.872 punti. Era quindi questa la chiusura delle borse europee, una buona serata e un buon lavoro, a presto. Avete ascoltato la chiusura delle borse, realizzato in collaborazione con il Sussidiario.